leggera differita, nel senso che a me in questo momento sta dicendo che sono in diretta, però naturalmente dovremo aspettare che il collegamento superi la prima fase, i primi secondi di collegamento. Allora, dovrebbe andare da un momento all'altro. Vedo che si stanno collegando. Sì, in questo momento siamo in diretta. Buonasera a tutti, benvenuti a questa prima puntata di una rassegna archeologica nella quale avremo il piacere di ospitare degli archeologi che stanno dedicando la loro vita, i loro studi, la loro professionalità a farci conoscere meglio la storia della Sardegna, la storia antica. In questa rassegna parleremo prevalentemente di civiltà nuragica, però vedremo che con alcuni autori esploreremo anche altri campi. Anzitutto un caro saluto all'archeologo Giacomo Paglietti, che avremo qua in studio, in diretta, quindi sarà con noi per raccontarci, ciao Giacomo, per raccontarci dei suoi scavi. Voglio dirvi comunque che siamo anche in diretta con alcuni circoli dei sardi all'estero, quindi saluto ad esempio Gianni Garbatti con il suo gruppo di amici di Madrid, il circolo ICNUSA di Madrid, il circolo dei sardi, che ci stanno seguendo anche loro in diretta, ma si collegheranno anche altri gruppi, anche da fuori dall'Europa, quindi nel loro caso saremo col fuso orario differente. Spero che siano comunque in orario non notturno, così non disturbiamo insomma chi ci vuole seguire. Questa rassegna è organizzata dall'Associazione Culturale Onebu, si intitola Il Venerdì Onebu perché la nostra associazione si riunisce sempre il venerdì alle 19. In questo momento col lockdown chiaramente dobbiamo fare tutto online, però abbiamo la possibilità con queste dirette di ospitare anche degli specialisti che magari avrebbero delle difficoltà a venire a Cagliari, penso a quelli del Nord Sardegna ad esempio, e quindi riusciamo a gestire una rassegna con i massimi specialisti. Vedo che è molto seguita e quindi ringrazio tutti. La rassegna fa anche parte di un progetto più ampio che vede la collaborazione dell'Associazione Sardegna verso l'UNESCO, che mira al riconoscimento del paesaggio sardo, dei beni identitari del paesaggio sardo, quindi nuraghi, tombe di giganti e le altre architetture, come patrimonio dell'umanità. Quindi speriamo, ci auguriamo che il 31 marzo si riesca ad essere accettati e quindi far conoscere le nostre bellezze archeologiche fuori dall'isola. Allora Giacomo, rinnovo il saluto, dico subito che hai scelto il nuraghe Genna Maria di Villanova a Forro perché tu sei direttore, responsabile scientifico del sito, del museo a Villanova a Forro. Tra l'altro c'è un bellissimo museo, ogni volta che andavo a vederlo scoprivo delle vetrine con dei dettagli nuovi. È una bomboniera il museo di Villanova a Forro, quindi vi ringrazio per tenerlo così ben curato. Vuoi presentarci qualcosa prima di iniziare con la spiegazione del sito? Sì, innanzitutto ringrazio te Pierluigi per avermi invitato a questo incontro. Ho accettato volentieri anche perché in questo momento, come sapete tutti, i musei sono chiusi, i luoghi e gli istituti della cultura sono chiusi, compresi anche i siti archeologici che pur essendo all'aperto, però purtroppo non sono aperti al pubblico e quindi anche tutta la nostra attività di promozione si rivolge agli utenti attraverso ovviamente queste piattaforme e questi mezzi di comunicazione che abbiamo a disposizione. In particolare poi la tua rassegna è preziosa in questo senso perché offre la possibilità di portare appunto
causa delle persone, l'attività che stiamo facendo e anche ci siamo interrotti? Sì, ci siamo interrotti, scusa, ci siamo ripresi in questo momento. Puoi riprendere per favore dall'inizio? Scusa. Dall'inizio completamente? Sì. No, Sì, niente, io ti ho stavo dicendo... presentato e mi è sparito tutto dall'immagine. Vabbè, inconvenienti dell'anno. No, dicevo che ti ringrazio per questa possibilità che mi hai dato e che ci hai dato, perché io sono qui anche a nome del museo. Ovviamente il museo è composto da tante figure e anche dal comune, che ovviamente è il padrone di casa, e dalla gestione, come in questo caso della cooperativa Turismo in Marmina. Dicevo, in questo momento, che come sapete tutti i musei e i luoghi degli istituti e i luoghi della cultura sono chiusi, compresi quelli all'aperto, noi siamo costretti a, diciamo che abbiamo fatto di necessità virtù, perché stiamo facendo la nostra attività promozionale attraverso i canali, quelli Facebook e tutti i social network, e poi queste occasioni come quella che tu ci hai proposto sono una risorsa per quanto riguarda la nostra attività. E quindi l'ho accolta volentieri, ti ringrazio ancora per aver fatto questa rassegna che appunto in qualche modo risponde anche all'esigenza di tutti gli utenti che, non potendo venire da noi, portiamo noi il monumento e la storia del monumento a casa attraverso questo mezzo, sperando al più presto di poter superare questo momento. Questo brutto momento. Va bene. Allora Giacomo, noi oggi parleremo del nuraghe Gena Maria. Questa rassegna nasce, diciamo, dall'idea che ogni nuraghe può dare delle informazioni attraverso i suoi reperti, e l'abilità degli archeologi è proprio quella di, concluso lo scavo, esaminare i reperti e in base a questi riuscire a estrapolare un modo di vivere dei personaggi che hanno creato questi materiali. E c'è da dire subito, te l'ho già accennato privatamente, che ogni nuraghe dà dei materiali simili, ma ci sono anche delle particolarità. Quindi mi sono fatto l'idea che ogni nuraghe deve essere, per capirne le funzioni, deve essere scavato e interpretato come un oggetto a sé stante. Sì, ci può venire incontro il confronto con gli altri nuraghi e con gli altri materiali, però ogni edificio ha la sua particolarità. Prima di andare a vedere le immagini, diciamo, che ci accompagneranno in questa presentazione, vorrei sapere che opinioni ti sei fatto tu su queste funzioni dei nuraghi, su questi edifici. Allora, io rispondo riprendendo l'incipit che hai fatto, insomma, l'introduzione che hai fatto. Allora, è vero che ogni nuraghe ha una sua storia, e la sua storia la racconta attraverso i reperti che sono stati rinvenuti al suo interno. Lo racconta anche attraverso la stessa architettura, ma è chiaro che le tracce della frequentazione umana sono decisamente più eloquenti. Il nuraghe Gena Maria è conosciuto soprattutto per il contesto che si riferisce alla prima età del ferro, quindi quello che viene definito lo stile geometrico. Anzi, possiamo dire che Gena Maria da subito, cioè fino a quando Valdobaras ha pubblicato i dati di un settore del villaggio del nuraghe, i corredi ceramici, quindi tutto ciò che componeva il set di manufatti che sono stati rinvenuti all'interno delle capanne, hanno costituito da subito, nel panorama dell'archeologia della protostoria sarda, un riferimento certo. Questo perché? Perché ciò che l'archeologo ha trovato nello scavo di questo villaggio è una situazione cristallizzata, quindi una situazione che è rimasta così nello spazio, abbandonata di colpo repentinamente,
e quindi ci ha praticamente fotografato una situazione di vita, di occupazione di quel villaggio, così come, come le persone lo avevano vissuto fino al giorno prima. Quindi immagina cosa vuol dire ritrovare tutte le forme vascolari, tutte le ceramiche in associazione nello stesso ambiente, così come sono state lasciate dalle persone che le hanno pubblicate. E non sono tanti contesti, non sono tanti contesti di questo tipo. All'epoca, stiamo parlando della metà degli anni '80, era sicuramente un fatto eccezionale, tant'è che poi, appunto, ripeto, è entrato in letteratura come riferimento per la prima età del ferro. Bene, allora Giacomo, io direi che possiamo iniziare il nostro percorso di visita nel sito, quindi adesso, se sei d'accordo, inizio a rimpicciolire noi che siamo meno importanti rispetto alle architetture, insomma, che dominano il nostro paesaggio. Quindi, allora, vado a condividere le immagini e tu mi dovrai dire naturalmente quando io devo passare da un'immagine all'altra. Certo. Va bene, Giacomo? Puoi mettere l'anteprima, così lo vediamo un po' più grande. Sì, l'ho già messa, adesso arriva sullo schermo, perché noi siamo... deve avere il tempo il computer di arrivare. Poi alla domanda che hai fatto ci arrivo, perché poi non ho direttamente risposto, ma arriviamo anche a quello che hai chiesto all'inizio, cioè ciò che si può dire sulla funzione. Dimmi quando vedi l'anteprima. Ancora no, per adesso vedo il PowerPoint così come è strutturato, a meno che non sia così. Cioè vedo le icone delle altre diapositive sulla sinistra. No, allora aspetta che vedo di... Guarda, quel simbolino che c'è sotto in basso. Oppure dalla presentazione. Allora, aspetta. Se è ben visibile, lo possiamo lasciare anche così. No, lo possiamo mettere diversamente. Allora, vedo di metterlo diversamente. Aspetta. Allora, un attimino. Mettiamo questo. Ok. Condividi. Allora, dovrebbe apparire fra qualche secondo appunto il nuraghe. No, il nuraghe lo vedo. Lo vedi? Vedi tutta l'immagine? Sì, però è ancora nella... Però, insomma, lasciamolo così, dai, non importa. Va bene. E allora possiamo passare... Allora, vabbè, faccio giusto un inquadramento per dire dove ci troviamo. La regione storica è quella della Marmilla, siamo nel centro-sud della Sardegna. Villanova Foro poi ha una particolarità che si trova a metà strada tra Cagliari e Oristano, all'altezza del 50° chilometro, quindi ha anche una posizione strategica. E non a caso Genna Maria è una corruzione fatta dai topografi piemontesi del nome Gennemari, che significa porta al mare. Significa in dialetto nella lingua sarda porta al mare perché dal colle, dalla collina di Genna Maria, si può, diciamo, controllare un valico che conduce al mare. Questa foto, infatti, per quello che chiedevo di ingrandirla, se voi vedete sullo sfondo, sulla sinistra, c'è proprio il mare, c'è il Golfo di Oristano. Praticamente è un passaggio obbligato dall'entroterra al Golfo di Oristano e viceversa. Quindi non a caso quindi il nome è stato quello di Gennemari, Porta del Mare. Tra l'altro, insomma, noi stiamo cercando anche di reintrodurre questo toponimo perché sì, vabbè, Genna Maria ormai è chiaramente entrato nella storia, però
è opportuno ricordare l'origine di questo nome per capirne anche il significato, perché Gena Maria in sé non vuol dire nulla, mentre Genemaria ha chiaramente un suo significato. Bene, io passerei alla seconda slide. Sì, io sto cercando di Guarda, ingrandire. Luigi, in basso sulla destra, a fianco dove ci sono quel cursore per ingrandire o diminuire, c'è un simbolino che ha una specie di key che ti mette l'anteprima sulla sinistra, il secondo sulla sinistra a fianco al meno. No, no, giù, giù a destra. In basso a destra, a fianco al meno, ci sono due simbolini. Il secondo, cioè uno c'è scritto la percentuale. Se vai più Sì, a sinistra c'è quest'altro simbolo. No, clicca questo simbolo a sinistra del numero percentuale. Quello, sì. No, ah, ok, no, non era quello, era il primo. Boh. Comunque va bene anche così. va bene, ok. Questa foto è molto eloquente e molto importante perché faccio una breve introduzione storica. Nella metà degli anni 50 si erano appena conclusi gli scavi di Suluragi di Barumini e ovviamente Barumini ha rappresentato un episodio eclatante, assolutamente eccezionale per l'epoca, specialmente per quanto riguarda anche la monumentalità dell'edificio e poi soprattutto per anche la rapidità in cui è stato tirato fuori, per tutto ciò che è stato tirato fuori, quindi sicuramente è stato un fatto eccezionale. E, poco dopo, possiamo dire quasi poco più di 10 anni dopo, gli scavi risalgono al 69, gli scavi di Genomaia, nel 1969, però dobbiamo dire che la persona che più di tutte ha spinto perché si realizzasse e si effettuasse questo scavo è stato Giovanni Pugelli. Giovanni Pugelli era un maestro di scuole elementari, svolgeva la sua attività a San Luri, era di Villanova Forum, aveva grande passione per l'archeologia, ma soprattutto aveva capito che l'archeologia, ma così come la cultura in generale, poteva costituire una risorsa per le comunità. Lui ha visto come sono andate le vicende a Barumini, ha capito anche il potenziale di quello che poteva essere e in qualche modo, benché ancora non fosse, Marmila non fosse esplosa questa attenzione per l'archeologia, in qualche modo voleva applicare appunto questo suo pensiero nel suo territorio, più strettamente nel territorio del suo paese. La collina di Genemari in questo senso prometteva bene perché nonostante fosse stata utilizzata come postazione antiaerea, Giovanni Pugedo aveva notato durante il suo girovagare per questi territori che l'erba che cresceva segnava praticamente, aveva notato delle differenze, quelle differenze che si notano quando sotto il terreno ci sono degli edifici, e cioè che l'erba, a differenza dei punti dove invece le radici possono andare più in profondità, nel momento in cui ci sono delle strutture murarie al di sotto, l'erba ingiallisce o addirittura si secca. Questo contrasto, che poi è uno dei metodi empirici, insomma, più antichi della disciplina archeologica, questo contrasto in qualche modo portava fuori dei disegni geometrici che non sono altro che la planimetria nascosta dell'edificio sotto la terra. Quindi aveva intuito che sotto la collina ci sarebbe potuto essere un grande edificio, occorreva trovare le risorse e le autorizzazioni per poterlo scavare e si rivolse così a Ferruccio Barrecca, che però inizialmente non si mostrò tanto propenso a fare questi primi saggi, e invece si convinse dopo che Giovanni Cugedo gli portò delle foto aeree dove appunto si potevano vedere queste macchie e queste anomalie nel terreno che erano appunto la spia della presenza di un edificio sotterraneo.
Puoi passare alla seconda slide, grazie. Sì. E quindi nel 1969 iniziano inizialmente dei primi interventi così, diciamo, in alcuni settori. Poi la collaborazione, diciamo, più che altro le risorse si fanno più consistenti e finalmente si affronta lo scavo di tutto il complesso che viene condotto dal professore Enrico Azzeni coordinati assieme alla soprintendenza archeologica. E quello che ne è venuto fuori era qualcosa di spettacolare perché innanzitutto si intuiva, si è compreso che c'era un edificio di pianta trilobata, un antemurale turrito, nel quale vediamo infatti la foto, e poi un villaggio che in parte si sovrapponeva a questo antemurale che riproponeva esattamente le stesse dinamiche di occupazione e di frequentazione che erano appena state scoperte a Barumi. Barumi è il caso, diciamo, princeps, è quello che utilizziamo sempre per tutti i confronti perché ha una quantità di casi, di tipologie costruttive, anche di sovrapposizioni che alla fine fa da guida a tutto. E a Barumi si era appunto riscontrata la presenza del villaggio dell'età del ferro che si sovrappone sulle mura dell'antemurale ormai caduto in disuso e a Genna Maria si riproponeva esattamente la stessa cosa, a poche distanze di qualche chilometro, le stesse dinamiche di occupazione. Questo era estremamente interessante perché dava una visione molto più ampia e ovviamente più omogenea di questo fenomeno. Possiamo andare avanti. Lo scavo viene affrontato a più riprese, quindi dal 69 si va avanti per tutti gli anni 70. Sul campo ha lavorato per tantissimi anni Ubaldo Badas, che è poi quello che diciamo, ha messo in luce il settore nord-orientale del villaggio, che è quello che vediamo appunto a nord del Mastio. Vedete questa isola di agglomerati di capanne, che è anche l'unico settore del villaggio interamente scavato, restaurato, e del quale i corredi poi sono stati pubblicati, restaurati anche essi ed esposti al museo. Questo per dire che gran parte del monumento è ancora inedito. Descrivo un po' innanzitutto l'edificio. Allora abbiamo aspetta Giacomo, volevo farti una domanda. Allora, visto da sopra, questa quadratura è, diciamo, affascinante. Per fortuna ci sono i droni che consentono di fare questo genere di indagini. Sto guardando il nuraghe che presenta, a parte le varie torri che sono di dimensione diversa, presenta anche una cinta muraria con altre torri. Esatto. Volevo chiederti se la cronologia è diversa, cioè le procedure di costruzione, come sono andate avanti? Allora, sì, questo lo vedremo anche meglio nelle immagini successive, ma è giusto anche iniziare a discuterne adesso. Allora, inizialmente le proposte che sono state fatte sono state quelle di vedere la torre principale come il primo edificio realizzato sul colle e poi le altre 3 torri perimetrali come un'aggiunta. Dobbiamo dire che c'è anche un rifascio che interviene su gran parte del monumento, non tutto, sia ad eccezione appunto della torre nord-orientale su cui stai passando adesso, e poi quel dente, quella sorta di spigolo che c'è a nord, esatto. Quindi diciamo rimane scoperta la torre nord-est da questo rifascio, probabilmente proprio perché lì c'è un forte declivio della collina e sarebbe stato anche rischioso realizzare una struttura del genere perché sarebbe stata soggetta comunque a crolli. Sì, a scivolamento a valle. Qui c'è un antemurale esagonale del quale però residuano 4 torri e dobbiamo immaginarne un'altra
nell'angolo nord-est, diciamo nella parte del prato praticamente. Tra il prato, insomma, e quell'altra struttura, questa sorta di terrazzo piano dove si vede la terra sopra, e poi nell'angolo a sinistra, dove manca totalmente la parte di Sì. antemurale. Ascolta, ma Scusate. questo antemurale con queste torri che vediamo, allora vedo che l'antemurale in un certo momento è stato abbattuto per costruire questo isolato, anche Esatto. qui. Ok, Esatto, proprio quello che dicevo prima, e cioè che alla fine dell'età del bronzo l'antemurale, che a mio parere è da ricondurre già al periodo del bronzo recente, e vedremo poi perché, o comunque vedremo insomma quali sono le ipotesi, alla fine dell'età del bronzo, quindi siamo intorno al 1000 a.C., 1100, 1000 a.C., l'antemurale è completamente dirotto, perde la sua funzione e si sovrappone adesso questo villaggio composto da tutte queste piccoli ambienti. Stiamo parlando di ambienti di circa 4 metri quadri, 4, 5, forse a volte anche 6 metri quadri, però stiamo parlando di piccole abitazioni che invadono totalmente lo spazio compreso tra il murale e l'antemurale, e in parte si sovrappone, esattamente come avviene a Baruglio. Quindi questo scusa, sì, un'altra precisazione. Allora, noto che l'area interna delle torri, quella almeno che si vede da qui, poi chiaramente alla base, visto che la copertura Tolos si restringe verso l'alto, immagino che alla base sia un pochettino più larga, però sì. le camere non sono molto più grandi delle camere di questo isolato, eh? Cioè tu hai parlato di 4-5 metri quadri, 10 metri quadri forse. Le camere delle torri, quanto saranno come misura? Sì, no, anche le camere delle torri effettivamente sono molto piccole. Tieni Sono conto che piccole, vero? sì, il mastio, la torre centrale, adesso per la precisione non mi ricordo il diametro, ma non è più di 4 metri, di 4 metri di diametro. Ecco, quindi E tra l'altro, sono sì, abbastanza sono piccole, piccole. diciamo. Questo poco Ok. potrebbe essere dovuto al fatto, scusate il gioco di parole, che questa pietra, l'utilizzo della marna calcarea, che è la pietra con la quale è stato costruito l'edificio e anche tutto il villaggio e l'antemurale, è una pietra abbastanza debole, anzi decisamente debole, e crea non pochi problemi anche per quanto riguarda la conservazione e il restauro. E infatti siamo proprio in questo periodo alle prese con interventi di restauro, perché è una pietra che tende a spaccarsi, soprattutto a causa degli sbalzi termici. Quindi soffre Ok. moltissimo l'esposizione al sole e lo sbalzo termico della notte. Questo E provoca. quindi Giacomo, perché non pensate di fare una copertura totale così lo mettete in protezione? Allora, Quanti euro ci vogliono? è- no, è stata già proposta, di la verità, io mi sono opposto in maniera Ah, è stata ferma. proposta addirittura. Ahia. Sì, è stata proposta l'ipotesi di una copertura stile templi maltesi di Naidra, no? Quelli che si trovano a sud Sì, di Malta. sì, Io ero contrario, prima di tutto perché, vedi, noi stiamo utilizzando una foto aerea adesso. sì. Se andiamo a vedere la maggior parte della promozione che noi stiamo facendo e anche la curiosità che si crea attorno a questo monumento, i video, passano tutti da riprese aeree con drone e foto. Quindi se noi andiamo a vederlo, il monumento non lo possiamo cogliere nella sua interezza da terra. Perfetto. Invece, grazie a tutte queste possibilità che abbiamo, possiamo farlo vedere appunto nella sua interezza e coglierne veramente tutti gli aspetti. Quindi una copertura ci avrebbe Nascosto impedito questa vita. totalmente, sì, per non parlare poi dei costi di gestione di una struttura del genere, perché è una collina a 406 metri di livello del mare esposta ai venti occidentali e settentrionali e non so quanto
Quando una sarebbe tensostruttura... volata via. Esatto. Allora, vado avanti con le immagini, che ne dici? Sì, sì, sì. Ok. Allora, sì, questa è la planimetria dove insomma, si vede chiaramente l'edificio trilobatto. In realtà devo dire che Ubaldo Badas ha proposto di vedere in questo, dimmi se riesci a indicare l'angolo proprio nord dell'edificio, dove si vede una serie di pietre ad andamento circolare, piccole pietroline. Queste? Esatto, sì. Ok. Secondo Badas, quelle potrebbero essere le tracce di una quarta torre che poi in realtà non è stata mai interamente realizzata. Ah, Diciamo, ok. l'ipotesi è plausibile anche se le dimensioni sono molto piccole, però conosciamo tanti quadrilobati che hanno torri di diametri differenti tra loro, quindi non si esclude questa possibilità. Vedete Perfetto. il villaggio come il fitto, come si sovrappongono, come il settore nord-orientale si sovrappone all'antemurale. Non abbiamo invece tracce del villaggio più antico, se c'è stato. Nel senso che questo, diciamo questa omogeneità del villaggio dell'età del ferro, anche e soprattutto il suo livello come posso dire, di, insomma, le camere, gli ambienti sono tutti molto attaccati tra loro, no? E creano questa rete così fitta, quasi che non permette di verificare la presenza di altri edifici sottostanti. In realtà, sotto l'ambiente 1, che proprio troviamo a destra dell'ingresso principale del monumento, sì, lì, anche se qui nella planimetria non è segnata, è presente una capanna sicuramente più antica, perché il muro è sottostante a quello evidenziato qui, ad andamento circolare. Quindi non è esclusa la presenza di un villaggio attorno al murario, che magari in parte può essere anche andato distrutto per utilizzare i materiali per il villaggio successivo. Ma Ascolta questo per Giacomo, sì. al di fuori della cinta muraria avete fatto dei saggi per vedere se c'era qualcosa? Allora, non sono mai stati fatti dei saggi, gli scavi si sono conclusi così come li vedete, in alcune parti è affiorante la roccia, quindi escludiamo che ci possano essere ancora delle strutture, ma in realtà ci sono settori che meriterebbero un'indagine più approfondita, anche scavando proprio al di sotto delle strutture attuali. Quindi secondo me non è assolutamente esclusa la presenza di strutture più antiche, anche se appunto, ripeto, la roccia è praticamente lì sotto, non è che ci sia tanto da ancora da. Però sappiamo che la collina è irregolare, quindi possono essere Perfetto. aree che hanno più depositi Ascolta, di altre. Giacomo, ti chiedo un'altra cosa. Vedo che qui c'è una freccia con direzione nord, quindi Sì, voglio andare. Ops, sono andato troppo avanti. Voglio andare un attimo a vedere l'ingresso del nuraghe è questo? sì, quello è l'ingresso alla torre principale, cosiddetto Ecco, quindi massimo. Sì, l'ingresso, diciamo che questo corridoio della torre centrale è orientato sì. verso sud, grosso modo, Sì, giusto? sud e sud-est, sì. Sud-sud-est, perfetto, perfetto, va bene. Perché ogni tanto qualcuno mi chiede, ma Anzi, l'orientamento... scusa, più sud-sud-ovest, non sud-sud-est. Sud-sud, Allora, ah sì, sì, certo, perché certo, sud-ovest. l'ingresso dell'edificio trilobato invece è a sud-est, esattamente, no? Si Sì, vede sia il rifascio che la nicchia, che sì, le sì, due sì, nicchie, sì, anche sì, sì, queste sì, sono sì. tre. Mentre Perfetto. l'ingresso alla torre principale, sì, è praticamente sud con una piccola inclinazione verso Sì, sud-ovest. sì, sì, perfetto, perfetto. Andiamo avanti? Sì, Sì. Vediamo un po'. Ok. Allora, io sto cercando di manovrare un pochettino le immagini per ingrandirle, visto che non riusciamo, insomma, a vederle. sì. Ok. Allora, questo diciamo, ha messo in evidenza
il settore nord-orientale perché appunto quello che, come ho detto prima, è stato pubblicato, edito, scavato interamente, i materiali sono esposti al museo, anzi diciamo che il museo proprio nasce per accogliere i reperti del Museo Gianna Maria. Faccio apro una breve parentesi sul museo. Innanzitutto il Museo Gianna Maria di Viramaforo è il primo museo civico della Sardegna. È stato inaugurato il 18 dicembre 1982 ed è nato inizialmente come museo comprensoriale, cioè come museo che doveva accogliere i reperti dei siti del territorio, principalmente della Marmilla ovviamente. Non è stata immediata questa sua destinazione perché per tutte le questioni anche burocratiche di trasferimento di materiali, di disposizione. Però diciamo che è stato un museo che è cresciuto nel tempo, per il quale Ubaldo Bals si è speso interamente e nel corso degli anni si è sempre più incrementato, cioè man mano che passava il tempo non solo ha accolto i reperti del nuraghe Gianna Maria, ma anche di tutti quelli del circondario, di vari siti del circondario. Quindi attualmente noi possiamo avere una visione della frequentazione della Marmilla dall'età prenuragica fino all'età medievale, che rispettando quindi quella vocazione iniziale per il quale è nato. Era giusto questo, volevo dire giusto questo. Il settore nord-orientale, adesso se puoi passare la seconda slide, l'ho evidenziato perché... Quindi torno indietro? No, avanti. Vado avanti con le immagini? Sì. Sì. Ecco, questa è una bellissima restituzione fotogrammetrica che ha fatto Gianni Alvitto. Ovviamente quella scala che voi vedete è una scala in acciaio inox, ma che serve quindi solo non è preistorica, diciamo che... No, no, serve solo per superare il dislivello nella vista. Questa è quella che è stata definita casa corte, perché all'interno vedete, a destra della scala c'è un ambiente quadrato e poi sotto la scala si vede un tratto, ecco, quello è il tratto dell'antemurale residuo. Ecco, quindi qui passava l'antemurale, perfetto. Esatto. Okay. E questo spazio, diciamo, lo spazio individuato dall'antemurale, anche quello sotto, era il cortile a cielo aperto di una casa composta da tanti ambienti che si disponevano attorno a questo spazio aperto. Quindi una sorta di spazio a raggiera, un po' come Sassete Soscarros. Esatto, in principio è lo stesso, la differenza è che a Gianna Maria i muri sono praticamente tutti rettilinei, sì. E a parte vediamo appunto su in alto, sulla destra, questo ambiente curvilineo, che tra l'altro potrebbe essere anche la spia che stia ricalcando qualche muro sottostante più antico. Sì. In ogni caso, questa che sembrerebbe quasi un'anomalia, perché siamo abituati a vedere queste capanne a settori, capanne a corte, isolato a corte centrale, insomma ci sono tante definizioni, siamo abituati a vederle circolari, col cortile circolare, e nel caso di Gianna Maria invece abbiamo questi muri quadrangolari, e anche questo potrebbe essere un dettato, anche in questo caso, dall'utilizzo di questa marna calcarea che appunto vi ho esposto come difetta un po' nel suo utilizzo. Ognuno di questi ambienti ha restituito un corredo di manufatti, quindi una serie di manufatti sia ceramici che di altra natura, e sulla base della loro disposizione, della loro associazione, è stata proposta una funzione. Quindi abbiamo l'ambiente magazzino, l'ambiente cucina, l'ambiente per il riposo, la sala degli ospiti. Diciamo che è stato fatto uno studio approfondito sulla presenza di questi reperti e dalla loro associazione è stata proposta una funzione che credo che sia quella che ha fatto Badas anche la prima
primo studio di distribuzione funzionale dei reperti all'interno di un ambiente protostorico e diciamo che insomma, poi ce ne sono stati successivi, altri a distanza di pochi decenni, però durante appunto gli anni '80 l'interpretazione funzionale di questi ambienti ha fatto sicuramente da guida a tantissime altre ricerche. Ascolta Giacomo, sì. Abbiamo due domande. Allora, una persona mi chiede quanti abitanti si suppone abitassero il sito e un altro mi chiede quanti nuraghi monotorre ci sono nelle vicinanze. Allora, nelle vicinanze più che monotorre ci sono edifici quadrilobati, cioè la Marmilla è costellata, Marmilla e anche la Tregenta, se vogliamo, di edifici complessi. Cito alcuni, vabbè, oltre Barumini, San Marco di Genuri, San Pietro di Saramanna, oppure Sant'Antonio di Segariu, Pizzo Gumbo di Luna Matrona, sono in prevalenza tutti edifici quadrilobati. I monotorre sono pochi, anzi, che mi risulta sono veramente pochissimi, ci saranno sicuramente, però diciamo la peculiarità del territorio della Marmilla è quella proprio di avere molti edifici complessi di tipologia di quadrilobato. Quadrilobato. Ti sei fatto un'idea cioè, perché in cosa differiscono i nuraghi monotorre dai quadrilobati? Statisticamente ti sei fatto un'idea del perché costruire un quadrilobato oppure perché non costruirlo e fare un monotorre? Capisco che sia una domanda da $1 milione. No, allora, io penso a due posizioni. Allora, all'edificio che viene tirato su tutto assieme, quindi diciamo concepito organicamente. Allora, faccio sempre il caso di Barumini, dove inizialmente di Lio aveva proposto che il monotorre fosse la costruzione più antica e che poi attorno adesso è stato edificato il quadrilobato. La stessa cosa possiamo dire qua. Abbiamo un monotorre che tra l'altro non presenta nicchie, attorno al quale viene realizzato le torri perimetrali di questo che alla fine è un trilobato. Quindi le opzioni sono due. O questi edifici venivano realizzati in maniera organica, cioè concepiti organicamente, cioè io costruisco il monotorre ma attorno quasi contemporaneamente costruisco le torri perimetrali. Sì. E nel caso di Gena Maria per me è così, perché Gena Maria nella torre principale non ha scala, cioè tu non puoi raggiungere il terrazzo del mastio se non dall'esterno. Per raggiungerlo dall'esterno hai bisogno di un supporto, il supporto te lo dà la presenza delle altre torri. Va bene? Certo. Quindi non è una torre autonoma che tu puoi costruire e sfruttare nella sua interezza, non ha scala. Se non ha scala, anche questo può essere ovviamente contestato, perché sì, ma noi siamo qua per questo, Giacomo, sì. Per contestare. Sì. Allo stesso tempo è possibile realizzare dei monotorri in giro che poi per i quali ci si accontenta di avere solo quell'edificio e non è necessario realizzarne altri attorno, ma come hai detto tu è una domanda da $1 milione. Io, devo essere sincero, non sono in grado di rispondere. Va bene, passiamo al repair. Allora, no, invece gli abitanti, vi siete fatti un'idea in base a che cosa? La capienza dei vasi? No, allora, gli abitanti... Allora, se torniamo un attimino all'isolato a Corte Centrale, nella funzione che è stata data è stato riconosciuto un solo ambiente per il ricovero notturno, dato specialmente dal rinvenimento al suo interno da lucerne e dall'assenza ad esempio di focolari o di stoviglie per la cottura o per la conservazione.
quindi elementi che ci fanno pensare a una zona notte, diciamo. Ma in questa zona notte ci possono stare più di 3-4 persone, forse. Mhm. Se le immaginiamo tutte accovacciate attorno, insomma, al centro della camera, insomma, disposte intorno alle pareti. Quindi, se per ognuna di queste case accorte dobbiamo immaginare un nucleo ma secondo me sono pochi, 4-5 persone, una famiglia che possa essere costituita da 10 persone, se pensiamo anche ad anziani e bambini, io credo che intorno a nuraghe di Gioia Maria, dove si possono riconoscere almeno 4 nuclei di questo tipo, non penso a più di 40-50 persone. Ma Quindi questo, diciamo una cinquantina di persone che ruotavano intorno, no, che vivevano stabilmente intorno a nuraghe, più sì, c'erano naturalmente tutte le persone che ruotavano intorno alle attività del nuraghe, giusto? certo. Vedo qua Anche tantissimi. questo, Sì, sì, questo discorso della permanenza stabile attorno in quel villaggio, io devo dire che ultimamente ho i miei dubbi, nel mm, senso che se uno va d'inverno, se sale d'inverno a Gioia Maria, si rende conto di cosa significa vivere tutto l'anno lì, e specialmente nella stagione invernale. c'è molto Perché freddo, molto c'è molto vento, freddo, c'è molto vento, tutto ciò comporta un dispendio non indifferente energia. di energia anche per riscaldarsi, perché Sì, comunque sì, sei in balia veramente di tutte le intemperie. sì. E questo mi fa pensare che non si tratti di un villaggio vissuto tutto l'anno. Ecco, questo è una mia idea e va contro anche... È molto interessante quello che stai dicendo, ma alla luce di questi vasi che io vedo, questo orcio gigante sarà alto quanto? 1 metro circa, Sì, anche sì. quindi Ce ne molto sono grande. diversi, sì. Ecco, Anche più essendoci di uno. questo genere di vasi che contenevano tantissime, presumo, granaglie, derrate alimentari, è possibile capire dalla grandezza dei vasi la quantità di cibo che doveva essere smerciata, insomma, in questo luogo? Sì, Ricordo una conferenza che vidi forse con Mauro Perra, e lui parlava del nuragia Rubiu con dei vasi simili a questi di Gioia Maria, ognuno dei quali conteneva più di 1 quintale di granaglie. sì, sì. Allora, sugli zii di Gioia Maria è stato fatto proprio uno studio apposito che è esposto in un pannello del museo. Adesso io non ce l'ho. Allora, se potete aspettare 2 secondi, posso anche recuperarlo. Mi dovrei spostare un attimo, perché è stato fatto un calcolo sulla capienza. Gli Sì, ziri sono diversi, ce ne sono davvero tanti. Se stiamo parlando di... Adesso in esposizione ce ne sono almeno 5. ok. Sono tutti superiori al metro, 1,30 m, 1,40 m, e Badas aveva fatto fare lo studio della capienza proprio per determinare la quantità di grano che si poteva conservare sul terreno. Io ipotizzo anche che ci dovessero essere delle riserve per la futura semina, cioè se il raccolto se lo mangiavano tutto, lo dico in parole proprio semplici semplici, l'anno successivo non avrebbero potuto procedere alla semina, quindi questi semi dovevano essere conservati sia per il consumo annuale, stagionale, sia per la futura semina e il futuro raccolto. Certo, sì, sì. La Chiaro? produzione principale era quella della farina, infatti c'è l'ambiente, uno degli ambienti dell'isolato a Porte Centrale aveva ancora la macina a sella al suo interno, quindi è chiarissimo. E poi sono stati rinvenuti anche dei semi di grano carbonizzati, oltre che anche a Gioia Maria, anche di vite e di veccia e di orzo. Abbiamo insomma tutto il campionario dei semi carbonizzati rinvenuti a contatto anche con la parete dello ziro, quindi abbiamo praticamente la certezza che questi grossi contenitori servissero
per le derrate per i cereali. Non è escluso anche, però, io non escludo che potesse costituire anche delle riserve d'acqua, perché ok. non è che possiamo pensare sempre a una discesa continua alla ricerca di fonti e sorgenti. Ecco, a che distanza si trova la risorsa idrica più vicina? No, le risorse idriche sono più a valle, adesso la distanza Vabbè, precisa non a penso, occhiometro, Giacomo. ma stiamo parlando di centinaia di metri, però il discorso è anche salire e scendere dal colle per andare a prendere l'acqua. Ho capito. Ovviamente questi ziri andavano tutti riempiti, quindi una serie di passeggiate la dovevi fare, però avere una riserva è diverso che andare a prendersi l'acqua ogni giorno. E Certo. poi dobbiamo anche dire che nel cortile del nuraghe c'è una cisterna, ho definita pozzo cisterna, perché al momento non c'è l'acqua, quindi si è ipotizzato che fosse una cisterna, però non dobbiamo anche escludere che si sia persa la vena e che quindi originariamente fosse un pozzo. Eh, Forse anche per la raccolta dell'acqua piovana. anche la Sì. raccolta, però l'acqua piovana, cioè l'imboccatura di questo pozzo cisterna è veramente piccola e dovremmo immaginare tutta l'acqua piovana del cortile che confluisce, ma il cortile non è così grande, quindi anche questa riserva è un po' strana Ci sarebbero comunque delle canalette da un per punto. convogliarla. Bisogna verificare se ci sono delle... Io ho Ascolta, messo... Giacomo, volevo farti un altro paio di domande. Vedo qui un bel campionario diciamo, anfore, cioè vedo questa, questo Ascos. Sì. Ce le puoi descrivere? Ad esempio, questo piatto che ha questo taglio, no, diciamo una Sì. protuberanza in mezzo. A cosa No, allora, serviva? quello è un piatto a settori, è una scodella che ha un setto divisorio all'interno. Tra l'altro, proprio ieri abbiamo pubblicato un piccolo approfondimento su questo manufatto, Mm, perché la presenza di un vaso ripartito in due comporta ovviamente la- la consumazione di due cibi differenti, diciamo, nello stesso momento. certo. E questo è abbastanza particolare se poi pensiamo anche al vaso a saliera che qui non è rappresentato, che è un altro vasetto che ha un piccolo scompartimento al centro, quasi come se dovessi fare una sorta di pinzimonio o qualcosa del genere. E sono Ascolta, tutte novità che vengono introdotte. questo, Sì, questo è un portabraccia? O è un un bruciapelo? portabraccia, sì. Portabraccia? No, È allora, incredibile. l'interpretazione più utile, sì, e più funzionale è quella del portabraccio, cioè Ma questi si sono mettevano vasi di all'interno 3000 del braccio. dicevo, sono vasi di 3000 anni fa questi, giusto? Esattamente, sì. Incredibile. Bellissimo. Quello serviva per portare la brace da una stanza all'altra, quindi per riaccendere o riattizzare il fuoco in un ambiente dove si stava per spegnere, da un ambiente Chiaro, invece in chiaro. cui era attivo. Poi quella più arancione con le due anse a gomito rovescio e la classica anfora per l'acqua. Sembra una Poi signora abbiamo di un quelle sembra una signora di quelli dei paesi che si mettono le mani sui fianchi. davvero. Bellissima. Hai ragione. E poi la brocascoide al beccuccio nel manico che permetteva di bere a garganello. Ah, e quindi questo è E, forato. è forato e il manico, l'ansa all'interno è forata e quindi l'acqua poteva appunto percorrere questo vuoto e uscire fuori dal beccuccio. Poi abbiamo sulla Bellissimo. destra e in basso a destra uno scodellone che è il classico pentola da cucina, Sì. il tegame al centro, quello più largo, e poi il vaso piriforme che è una nota Questo. forma che si riviene soprattutto in ambito santuariale, Sì, in pozzi ricordo sacri, ma Sant'Anastasia, forse ce n'è uno simile. sì, sì, Anche a Sedilo, esattamente. forse. Ne ho visto uno a Sedilo che Vedo addirittura ha un segno qui la una forcella, sì, forcella. ai Va loi, bene, direi di andare sì. avanti. Allora, Va bene, leggo qua, stato ecco, sì. attuale. Questo possiamo anche andare avanti, tanto l'abbiamo visto. Questo è L'abbiamo già visto. una Ah, questa è una restituzione fotogrammica. ricostruzione. Questa è stata fatta l'anno scorso, è un lavoro
Il museo è realizzato grazie a un finanziamento regionale e è stato fatto su un rilievo fotogrammetrico, che è quello che abbiamo visto in precedenza, quindi sull'esistente, è ricostruito praticamente pietra per pietra, cioè questo è una ricostruzione in 3D che tra l'altro ha fatto Daniele Pagella, che è appunto un grafico 3D, e attraverso, con il supporto abbiamo ritirato su i volumi dell'edificio e realizzato anche la copertura con i mensoloni. I mensoloni sono stati rinvenuti durante lo scavo, sono anche presenti in situ, si possono anche vedere. Diciamo Ricordo, che abbiamo cercato... ti fermo un attimo, Giacomo, scusa, siccome chi ci segue sente i termini, dice cosa sono i mensoloni. Allora, i mensoloni sono queste pietre verticali che reggono, diciamo, il terrazzo, il ballatoio, no? Esatto, e sono in basalto, a differenza di tutto l'edificio che invece è in marna calcarea. Ecco, quindi hanno usato due materiali differenti addirittura. Hanno usato due materiali differenti, il basalto proviene dalla vicina Gela di Sibbi, e stiamo parlando di qualche chilometro in linea d'aria, per cui si sono approvvigionati di questo basalto che è decisamente più tenace e quindi permette una maggiore durezza nel corso del tempo. E infatti per tutti i punti critici del nuraghe, come ad esempio gli architravi o i mensoloni o appunto questi muretti bassi che sono sopra il ballatoio, sono stati realizzati con conici di basalto. Quindi si erano già accorti che il basalto offriva delle caratteristiche di resistenza superiori, insomma, al resto dell'edificio. Si sapeva abbastanza perché tanti edifici. No, aspetta, torna alla precedente perché diciamo questa è la veduta che noi abbiamo proposto per quanto riguarda il bronzo medio. Cioè, a mio parere l'edificio nasce così, cioè come edificio trilobato con la torre centrale, e poi il suo antemurale. L'antemurale io lo porto già nella prima fase sulla scorta di alcune ricerche che sono state fatte a Varumini e che ho presentato nel 2009, che però se qualcuno vuole le approfondiamo, però non voglio togliere no, tempo. altrimenti perdiamo la fluidità. Quindi secondo te il nuraghe nasce già così, pensato così, con l'antemurale e con le torri già dal primo momento? Esatto. Anche questa è molto interessante perché stiamo parlando del 1600-1500 a.C. Sì. Sicuramente. Accidenti. Il bronzo medio è anche attestato nel Memoria Regina Maria da alcuni rinvenimenti di ceramica in questa fase. Allora, le prove per affermare che l'antemurale è così antico non le abbiamo, questo bisogna dirlo. Le prove proprio archeologiche. Però ci sono vari indizi che mi fanno pensare che gli antemurali di questo tipo, con queste torri circolari di queste dimensioni qua, siano ben più antiche, come ho cercato di spiegare appunto per Baruni. Non abbiamo proposto i mensoloni anche nelle torri dell'antemurale perché i mensoloni sono ben pochi, quelli rinvenuti a Gene Maria, proprio perché sono pochi, ma questo potrebbe essere il risultato del fatto che poteva essere una copertura, poteva esserci un terrazzo in legno, forse. Poteva anche essere così, sì. E quindi il legno, essendo materiale organico, non si conserva e quindi abbiamo perso tutto. Può essere maggiormente deperibile, sì. Certo. Poi invece nella successiva fase del bronzo recente, vedete, c'è un rifascio, si vede il rifascio, e l'antemurale lo abbiamo rappresentato decaduto. Anche in questo caso io ho fatto una modifica a ciò che c'è un po' descritto in letteratura, perché ho notato che l'antemurale, che il rifascio è costituito da dei conci, da delle pietre del tutto simili a quelle che noi vediamo nell'antemurale. E l'idea che mi sono fatto è che abbiano
diciamo, attinto dall'antemurale per costruire il rifascio. Questo perché il rifascio è sicuramente un intervento urgente che viene fatto, cioè nel senso non è che c'era molto da procrastinare. Se è stato fatto il rifascio significa che l'edificio aveva dei problemi strutturali importanti. E quindi diciamo, una fretta nel realizzare questo rifascio mi giustificherebbe lo spoglio dell'antemurale a vantaggio della conservazione del monumento. Altrimenti dovrei pensare a una cavatura delle pietre, a una loro trasporto specialmente, invece lì avevano tutto a disposizione e credo che, cioè credo, questa è la mia proposta, la mia lettura. Certo, certo. Ma scaturisce soprattutto dal fatto che le mura, che i conci dell'antemurale sono quelli residui, sono totalmente identici a quelli del rifascio, quindi hanno le stesse dimensioni. Io credo che siano proprio gli stessi. Perfetto. Però, ovviamente, Pierluigi, qui stiamo parlando di una restituzione grafica che noi proponiamo al museo, che deve servire in qualche modo da lettura del monumento a prescindere dalla visita guidata. Sì, sì, è una lettura ipotetica però che potrebbe essere verosimile. Sì, cioè certo. nel senso non ci basiamo su dati archeologici che al momento non abbiamo a disposizione, anche perché dovremmo fare uno studio su ciò che c'è nei depositi. I tempi che avevamo a disposizione erano quelli dettati dal progetto regionale. Abbiamo fatto un ragionamento, chiaramente, non è che non l'abbiamo fatto, e questo è il risultato. Certo. Però questo lo dico perché se ci dovessero essere successivamente delle ricerche dai magazzini o anche da scavi effettuati in alcuni settori del complesso che rivelano delle situazioni differenti da quello che stiamo dicendo, siamo in grado anche di apportare delle modifiche, perché il modello è un modello completamente dove si può ritornare e modificare come si vuole, capito? Sì, 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 diciamo work in progress, va bene. Nel senso non è concluso, basta semplicemente rimettersi a tavolino e correggere le cose. Chiaro, chiaro. Ascolta, questa è invece l'Età del Ferro. Questa è l'Età del Ferro, che l'abbiamo pensato in questa versione praticamente romantica, quindi una fase di decadenza, ma non del tutto, nel senso che il monumento è ancora visibile e gli abitanti dell'Età del Ferro potevano apprezzarlo nella sua interezza e eventualmente anche riprodurlo, come sappiamo, visto che ci sono i modellini, però allo stesso tempo, scusate, non è più mantenuto da quella come prima, diciamo dal gruppo che lo gestiva prima, dalla famiglia che lo gestiva prima, o forse diciamo, dallo spirito che aveva portato alla sua costruzione. Insomma, è cambiata la società decisamente. Certo. Non c'è più da Ascolta, fare. vedo qui che ci sono, Giacomo, ci sono delle capanne che avete diciamo ricostruito realmente con delle pietre decisamente più piccole. Sì, sì. Avete trovato qualcosa che vi fa pensare a queste pietre o è proprio ipotetico? No, no, no. Allora, il villaggio è interamente realizzato con piccoli conci di dimensioni decisamente minori a quelle del nuraghe. Stiamo parlando praticamente della dimensione di un mattone. E anche qui c'è chiaramente una differente pensiero che ha mosso la costruzione di questo villaggio, perché appunto non è un villaggio di grandi conci come quelli del nuraghe, ma di pietre fatte molto piccole, quindi trasportabili facilmente, lavorabili. Per le coperture abbiamo ipotizzato due tipologie, e cioè quella a uno spiovente negli edifici a pianta Quindi questa rettangolare. dove vedo questi colori, giusto? Sì, Diciamo a esatto. falda, un tetto Una a falda, sì. un'unica falda, ok? Con coperture di materiale deperibile. Invece negli edifici che hanno delle piante più irregolari, che tendono un po' verso le lisse o comunque a forme così,
abbiamo supposto una copertura a filaria gettanti, Quindi, che non possiamo escludere. Ricordiamo che a Barumini il vano 65, una delle rotonde con bacini, aveva ancora 6-7 residui filari di pietre ad aggetto. Quindi per l'età del ferro noi dobbiamo immaginare che la soluzione di filari aggettanti era ancora in uso. andiamo avanti, Giacomo, perché il tempo sta correndo, sono già le 8:10, Sì, le 8:05. sì. Eh, Allora vado, niente, allora questo Aspetta, io aspetta, in volevo questa giusto. immagine ti faccio una domanda su questa Mm, foto. Aspetta che la ingrandisco. Vedo che c'è una al centro qui, sembra un bacile questo. esatto, sì, sì, ce n'è E più di uno. forse ce n'è uno anche qua, Allora, sotto. sì, quelle le scritte purtroppo sono saltate. Quello che sta indicando adesso è il vano alfa, poi a seguire sulla sinistra c'è il beta e infine il gamma. E Sì. sia nell'alfa che nel gamma ci sono due bacilli. Adesso nelle foto successive li vediamo. Ah, quindi torno indietro. Ok, aspetta. No, Cioè, vai avanti, vai avanti. aspetta, no, torno indietro con lo zoom e vado avanti. Eccoli qua. Eccolo. Ecco. Allora, se puoi mettere quella precedente un attimo, Sì. giusto per farla Aspetta che vedere. devo ridurre. Ok. No, ce n'è Questa? un'altra. No, vai avanti. Ecco, Ah, questa qua. questa è successiva, va bene. No, Vediamo scusa. qua. No, allora meglio la precedente. Allora, scusa, Meglio la scusa. precedente. Ah, torno indietro, Sì. aspetta. Ok. Ok? Allora, questo è l'ambiente alfa. Sì. Adesso, no, scusa, c'è anche scritto gamma, ma adesso sto facendo confusione. Ah, mano gamma, sì. È un vano gamma. Il vano gamma ha restituito, vedete sulla sinistra, un focolare che è delimitato da due conci parallelepipedi. Queste due pietre parallelepipedi non sono altro che quelle del coronamento del nuraghe, cioè della parte sommitale. No? No? Quindi c'è Questa questo e questa. riutilizzo nei vani, sì, c'è Sì. il riutilizzo di elementi lapidei costruttivi del nuraghe reimpiegarti nei vani delle palline. Al centro c'è un focolare, al centro di questi due ambienti, di questi due stipiti, diciamo. C'è, esatto, Qui all'ombra. poi Sì. sulla sinistra, anche se non è, sì, sulla sinistra c'è un sedile, anche se non è ben visibile, in alto a sinistra, un bacile littico con un Ah, piede eccolo maranato. qua. Sì, sì, trovato. Sì. Sì. E poi sulla destra una riserva d'acqua. Allora, di recente sono state fatte anche delle analisi fatte fare da Mauro Perra col gruppo di Gianni Loviccu dell'Agris Sardegna, dove è stato rinvenuto tracce di acido carbonico, il che ha fatto supporre che questa struttura sia una sorta di palmento, cioè di ambiente utilizzato per la pigiatura dell'uva e quindi per la preparazione del mosto. E, io precedentemente a questo articolo, un convegno che si è tenuto a Cagliari in onore di Enrico Azzeni, avevo proposto anche per questi ambienti di Gena Maria un utilizzo differente, perché insomma ormai sono più di 10 anni che ho proposto una lettura differente per questi ambienti, cioè quella dell'utilizzo come capanne sudoratorie, cioè per la pratica del bagno di vapore caldo, Come quella ancora dove in uso negli indiani d'America. È nativi una prova di d'America, anche sopravvivenza. Le sì, capanne sono una molto, prova di molto sopravvivenza. rischioso, infatti. Sì. Io immagino che appunto nel focolare si arroventassero delle pietre in basalto che poi venivano deposte E nel bacile formavano dei circolare, vapori. e poi dalla riserva d'acqua si E prendeva quindi questo, l'acqua quindi questo versata edificio sopra. sarebbe stato coperto, giusto? Sì, assolutamente, sì, sì, questo è un Assolutamente. ambiente coperto. Allora, dicevo, l'ipotesi dell'ambiente per la pigiatura dell'uva in realtà potrebbe non contraddire questa soluzione, perché l'attività della pigiatura dell'uva comunque si fa una volta all'anno, e quindi possiamo
pensare che per il resto dell'anno l'ambiente venisse utilizzato anche per altre pratiche. Cioè dobbiamo anche pensare che nell'economia del lavoro e della vita tutti gli spazi, ma anche tutti gli strumenti che vengono utilizzati non erano esclusivi per una funzione. Cioè possiamo tranquillamente, se siamo anche in grado di fare queste ipotesi e di dimostrarle, soprattutto possiamo pensare che anche un oggetto potrebbe avere molteplici funzioni. Certo. Pensate alla pentola che noi usiamo per cucinare, noi mica la utilizziamo per cucinare solo lo Broccoli. spezzatino della carne, o Facciamo i un po' di tutto. broccoli, lo usiamo per l'iniezione, lo usiamo per tutto, così come anche qualsiasi altro oggetto abbiamo in casa può assolvere a tante funzioni, e così anche una serie di strutture all'interno di un ambiente possono aver assolto a varie funzioni. Questa è la... Certo. Questo Andiamo avanti, Giacomo. Diciamo che dobbiamo andare a concludere prima che ci tolgano la linea. Sì, vai avanti pure. Allora, il vano alfa, sì. Opla, ne ho fatto 2. Ecco, questo è Barumini. Sì, questi sono gli ambienti di Barumini, che sono decisamente meglio conservati, col sedile circolare, il pavimento lastricato e il bacile al loro interno. Qui si nota proprio come ci si poteva sedere tutti intorno. Esatto, potevano stare sedute 6 persone. Il Big va utilizzato che fossero ambienti per riti industriali, per l'acqua, battesimi, cose di questo tipo, ma anche per la panificazione. Sì, alla fine il passo era quello della panificazione. Io nel 2009 ho fatto questo studio che ho pubblicato e che proponeva poi appunto la funzione che vi ho detto, cioè quella della campana sudorativa, che si vedrà. Se puoi tornare indietro, faccio vedere un modello che no, un'altra avanti, allora scusa, allora era avanti. Sì. Questo era un plastico che abbiamo proposto qualche anno fa al Museo di Milano Forlo, con appunto anche l'idea di una copertura a filari aggettanti, dove ci sono tutti gli elementi. E poi l'ultima slide è il disegno che ho realizzato per il museo, che è anche edito, dove appunto si vedono le varie attività, cioè chi arroventa la pietra basaltica nel focolare esterno e i due, diciamo, utenti che all'interno versano l'acqua sulle pietre arroventate che formano il vapore caldo. Sì, qui c'è la vasca, ma ricordo un qualcosa del genere anche a Santa Vittoria di Serri, vicino alla Capanna delle Riunioni. Esatto, vicino alla Capanna delle Riunioni c'è la Capanna dei Supplizi, quella che Taramelli aveva chiamato la Capanna dei Supplizi, e c'è un sedile circolare. Non c'è il bacile, ma il bacile probabilmente era stato spostato all'interno della Capanna delle Riunioni, perché c'è una foto fatta da Taramelli a Nissardi vicino a un bacile di questo tipo, mentre il focolare non si rinviene a Santa Vittoria. Però ci sono varie soluzioni, ma diciamo che gli elementi principali sono questi, poi ciascuno un po' li adotta e li adatta anche nella maniera a lui più congeniale. Sì, allora direi che abbiamo fatto una bellissima conferenza, nel senso che 1 ora e un quarto abbiamo parlato di tantissimi argomenti, li hai anche approfonditi notevolmente. Molto interessante la capanna sudatoria, perché sai, a volte sono delle cose che noi non pratichiamo, non esistono nella nostra tradizione attuale, quindi ci viene difficile un attimino visualizzarle, però molto interessante. Ci sono state tantissime domande, poi chiaramente cercheremo di andare nei commenti. Vuoi aggiungere qualche cosa? Ma no, mi sembra che abbiamo detto no. Quello che voglio aggiungere è che appena sarà possibile invito tutti quelli che sono interessati, che hanno una passione, che hanno a cuore la nostra cultura isolana, di venirci sicuramente a trovare. Spero che ci siano le occasioni anche durante la visita di riprendere questi argomenti. Ecco, questo
E un appello che faccio che ho anche già fatto durante il primo lockdown, è questo, cioè noi sardi dobbiamo aiutarci a vicenda visitando i nostri siti culturali. Questo è fondamentale, che spendiamo una giornata, un fine settimana a vedere i siti del nostro territorio, anche quelli più lontani, insomma, non si so. Non Io ti fermarsi. ringrazio, io ti ringrazio tantissimo Giacomo, è stata una bella intervista, sono molto contento della tua disponibilità. Ringrazio naturalmente tutti quelli che ci hanno ascoltato e si sono trattenuti per tutto questo tempo ad ascoltare insomma, argomenti tecnici. L'archeologia insomma, è una disciplina abbastanza particolare, quindi tenere tutto questo pubblico così a lungo ci fa solo piacere. Approfitto per dire, allora, salutare anche il Circolo Icnusa di Madrid che ci sta seguendo, il Circolo dei Sardi, gli altri circoli all'estero che ci seguono, tutti i nostri amici di Onebu che ringrazio sempre, ci stanno sostenendo in tutti i modi, grazie a tutti. Vi do appuntamento a venerdì prossimo. Ci sarà con noi l'archeologo Nicola Dessì che ci parlerà della civiltà nuragica e dell'archeologia del Sulcis, quindi va a toccare un settore che è quello minerario, quello ricco insomma di metalli, che è stato frequentato in epoca nuragica tantissimo. E quindi un caro saluto a tutti, grazie Giacomo, un abbraccio e un saluto. Ciao, arrivederci. Arrivederci.